Positiva al Covid-19 è una ragazzina della scuola elementare della frazione di Spagnago dell'Istituto Comprensivo Crosara di Cornedo Vicentino. La piccola accusava dalla mattina alcuni sintomi che hanno fatto preoccupare la mamma, che non l'ha mandata a scuola ed ha avvisato il pediatra, che ha predisposto per l'effettuazione del tampone. L'esito della sua positività è arrivato in serata e l'USL ha provveduto ad avvisare il sindaco di Cornedo. Sono scattati immediatamente i protocolli sanitari dell'USL messi in atto dalla scuola, che prevedono la quarantena fiduciaria per la classe, per i bambini e per le loro famiglie, fino all'esito dei tamponi che avverranno in questi giorni. Immediatamente la direzione dell'istituto e il nucleo operativo Covid del SISP, Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'USL-8, hanno provveduto a tracciare e a chiamare i contatti stretti della bambina all'interno della scuola. Si tratta complessivamente di 16 alunni e 2 insegnanti, oltre naturalmente i familiari della bambina, che sono stati sottoposti a tampone e che attualmente sono in isolamento fiduciario per 14 giorni dall'ultimo incontro con la piccola. La classe in questione è stata dunque chiusa, mentre nella giornata di oggi le altre sezioni della scuola elementare hanno continuato a svolgere la loro attività didattica. La scuola comunque da domani è chiusa fino al 22 settembre per i seggi elettorali e ripartirà regolarmente proprio il 22 settembre. Il sistema messo a punto seguendo le linee guida regionali ha dunque dimostrato di essere efficace e fondamentale la collaborazione con i pediatri di libera scelta e l'attenzione e la pronta risposta dell'istituto e dell'amministrazione comunale.